Stavo tornando, stavo tornando a casa, che io abito più avanti, e proprio ero alla terza macchina che era arrivata, subito dopo l'incidente. E abbiamo aspettato i soccorsi, i carabinieri, tutto quello che ci... Tu hai capito subito che si trattava di lui. Sì, quando l'ho visto con i miei occhi sulla barella, ho detto è Giovanni. So solo che ha sofferto abbastanza. Il dubbio, poi la certezza. Per gli amici di Giovanni Colognese, 20 anni appena, sono stati minuti e ore interminabili. La sua 500 color panna la riconoscevano tutti tra Fratta di Oderzo, dove viveva con la famiglia, e Chiarano, dove c'è il campetto di calcio a 5 dell'Evolution Team. Qui lo aspettavano per il solito allenamento infrasettimanale, come racconta il compagno di squadra Mattia. E il mister come prima cosa mi ha detto prova a chiamare Giovanni perché non ha avvisato sì che mancava o che ritardava, e alla fine abbiamo fatto 2+2 vedendo anche le notizie dell'incidente, e dopo verso le 8:30 ci siamo diretti là sul posto, che comunque era vicino al campo di Chiarano, e abbiamo visto che la macchina era la sua e abbiamo capito. I ragazzi si precipitano sul posto, tutti capiscono che la situazione è gravissima, i lampeggianti dei soccorsi, l'auto distrutta. Sono da poco passate le 19:30 quando Giovanni sta percorrendo via Risorgimento a Gorgo al Monticano, pochi minuti dal campetto. È qui che perde il controllo dell'auto sbattendo contro un platano. L'impatto è micidiale e la 500 viene sbalzata nel fosso sull'altro lato della strada. Le sue condizioni sono critiche e peggiorano ora dopo ora. In mattinata al Cafoncello di Treviso la dichiarazione di morte cerebrale. Nato a Pordenone, Giovanni era iscritto a Ca' Foscari e quella passione per il calcio gli era stata trasmessa dal padre Gianni, allenatore noto in zona, così come la sorella Emma, arbitro, molto conosciuta anche la mamma Elena, insegnante alla scuola per parrucchieri. Sotto shock l'Evolution Team, che lo ha ricordato sui social, una tragedia a cui non avremmo mai voluto credere. Persona solare, aiutava qualsiasi persona che si trovava a fianco, e lui veramente non se lo meritava, non ha mai fatto male a nessuno.